Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Gara d'appalto truccata per l'elisoccorso regionale. Nei guai dirigenti e manager. In 4 finiscono ai domiciliari. Il bando da 100 milioni. Il centro-nord, terreno di conquista dell''ndrangheta. La DIA conferma le mire espansionistiche delle cosche calabresi che puntano sulla droga ma anche su energia elettrica e scommesse. La Guardia di Finanza ha scoperto un'evasione fiscale per 12 milioni e mezzo di euro all'Ocri. 5 commercianti nei guai per 20 anni hanno messo le dichiarazioni al fisco. Gli extracomunitari nei campi pagati €1 a cassetta. L'inchiesta delle Fiamme Gialle a Roseto Capospulico. 7 denunce. Presentato alla Lamezia il nuovo sistema di allerta regionale. Sindaci e funzionari comunali pronti a fronteggiare le emergenze. Buonasera dalla redazione TG10. Dunque la gara da 100 milioni di euro per l'aggiudicazione del servizio di soccorso era stata truccata, il bando costruito su misura per favorire una società multinazionale. Blitz della Guardia di Finanza di Catanzaro, nei guai il responsabile del servizio 118 dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, un dirigente regionale e 2 manager della multinazionale che è leader in Italia nel servizio di elisoccorso. Per i 4 sono stati disposti i domiciliari, l'operazione coordinata dalla Procura di Catanzaro è stata dominata la punta. La spregiudicatezza, ha detto il procuratore Gratteri nel corso della conferenza stampa, non ha limiti. I nostri servizi. Un bando costruito su misura per aggiudicarsi la gara da 100 milioni per l'affidamento del servizio di elisoccorso. Nel corso delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Catanzaro, svelato il sistema attraverso il quale la multinazionale Babcock Mission Critical Service Italia SpA aveva messo le mani sul servizio regionale e oggi nel corso dell'operazione denominata La Punta sono stati arrestati il responsabile del servizio 118 dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Eliseo Ciccone di 65 anni, un dirigente regionale, Salvatore Lopresti di 58 anni e 2 manager della multinazionale leader in Italia nel servizio dell'elisoccorso, Monica Mazzei di 50 anni e Leano Bertola di 38 anni. Per tutti sono stati disposti domiciliari. Numerose perquisizioni inoltre sono state effettuate in Calabria, Lombardia e Veneto che hanno consentito di sequestrare documentazione, computer e telefoni cellulari utili allo sviluppo delle indagini. L'attività investigativa ha permesso di accertare che i 2 pubblici ufficiali indagati incaricati di predisporre il capitolato tecnico della nuova gara d'appalto avrebbero più volte avuto contatti e incontri con il management della multinazionale finalizzati a concordare la linea da seguire per incorporare nel redigendo capitolato i requisiti voluti dalla società, così da confezionare appunto un bando su misura. Importanti anche in queste indagini le intercettazioni. È stato inoltre accertato che nel tentativo di meglio dissimulare il perfezionamento dell'accordo, gli indagati si sarebbero adoperati affinché venisse nominato a supporto del gruppo di lavoro incaricato di redigere il capitolato un esperto aeronautico vicino però alla stessa multinazionale. La spregiudicatezza non ha limiti. Queste le parole del procuratore Gratteri nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli dell'operazione denominata La Punta. Un'operazione complessa che ha consentito di documentare passo passo il sistema attraverso il quale la gara per l'aggiudicazione del servizio di elisoccorso veniva truccata. Siamo riusciti a costruire, a dimostrare passo passo come si trucca una gara. E abbiamo seguito per un anno facendo pedinamenti, facendo rilievi, esattamente come facciamo per i trafficanti di cocaina. Pensate che per incontrarsi cambiavano 5-6 ristoranti nella sola Catanzaro, ma le abbiamo seguite a Bolzano, le abbiamo seguite a Milano, le abbiamo seguite dappertutto. Abbiamo tracciato le loro mail, i loro file, le intercettazioni telefoniche, ambientali. Abbiamo dimostrato un quadro che è sconcertante considerata la spregiudicatezza. Si tratta di una società che ha sede a Milano, di soggetti del nord che sono venuti qui ad incontrare, ad abbracciare dei pubblici amministratori calabresi per manipolare, per far sì che la gara venga aggiudicata a questa società. Con la Procura e con la Guardia di Finanza proprio a questo miriamo, cerchiamo di intervenire per eliminare le distorsioni e far sì che emergano invece le imprese che rispettano la normativa
per fornire quindi un servizio cosiddetto pulito, fra virgolette. L'attività investigativa, è stato inoltre sottolineato, si è avvalsa anche di strumenti e investigazioni che fino a qualche anno fa non potevano essere utilizzate per questo tipo di indagini. Questa specifica fattispecie che è stata contestata in questo provvedimento cautelare odierno è stata introdotta nel 2010 e con l'introduzione di questa norma sono state anche elevate le pene previste per le norme che precedentemente presidiavano la correttezza delle gare della pubblica amministrazione. E con questo aumento di pene edittali è stato possibile anche procedere con attività di carattere intercettivo che invece qualche anno fa non era possibile utilizzare, e ciò ha consentito appunto di cogliere quei profili insidiosi dei comportamenti che alterano le gare pubbliche fin dal momento della predisposizione del bando, cioè i contenuti del bando. Pubblicata la relazione semestrale della DIA, ci sono delle novità sostanziali, ma viene confermato il trend che vede l''ndrangheta interessarsi al centro-nord, anche a regioni una volta sconosciute. Poi la droga è il grande business, ma ci sono anche l'energia elettrica e le scommesse. Sentiamo. L''ndrangheta continua a conquistare territori, espandendo il proprio raggio d'azione e gli ambiti di interesse. Il progressivo sbilanciamento verso le regioni del centro-nord e la capacità di riciclare e reimpiegare i capitali illeciti è segnalato nella relazione semestrale della Direzione Nazionale Antimafia trasmessa alla Camera. Nel semestre considerato si continuano a cogliere importanti segnali sia di radicamento che espansionistici fuori dalla Calabria, in entrambi i casi finalizzati a permeare i gangli strategici dell'economia, dell'imprenditoria e finanche la pubblica amministrazione. In Liguria, Piemonte e Lombardia diverse attività investigative hanno rivelato l'esatta riproduzione delle strutture criminali calabresi, evidenziando la presenza di autonomie locali, con rigide compartimentazioni e ripartizioni territoriali. Altrettanto significative le presenze segnalate in Veneto, in Emilia-Romagna, in Toscana, nel Lazio, in Abruzzo, in Molise e in Basilicata. Si percepiscono inoltre tentativi di inserimento nel tessuto economico del Friuli Venezia Giulia. Il traffico internazionale di droga, secondo la DIA, rimane la primaria fonte di finanziamento dell''ndrangheta, ma ci sono tentativi di infiltrazione nell'economia sana, in particolare nella fornitura di energia elettrica, anche da rinnovabili, e nei giochi e scommesse. La forza dell''ndrangheta, si legge nella relazione, risiede nella capacità di coniugare il vecchio e il nuovo, come testimoniano gli atti di violenza e intimidazione, comunque perpetrati, anche se solo come estrema ratio e sicuramente successivi alle altre strategie di convincimento. E la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la condanna per Luciano Lo Giudice e Antonio Cortese per gli attentati dinamitardi del 2010 contro la Procura Generale di Reggio Calabria, l'abitazione dell'allora Procuratore Generale Salvatore Di Landro, e per l'intimidazione all'ex procuratore, ora capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone. Il 17 dicembre 2015 il Tribunale di Catanzaro aveva inflitto 8 anni e 6 mesi di reclusione a Luciano Lo Giudice, fratello del boss pentito Nino, 5 anni e 8 mesi a Antonio Cortese. Era stato invece assolto Vincenzo Puntorieri, la cui posizione non è stata poi appellata dalla Procura. Altra storia, l'ASP di Reggio ha pagato per anni gli stipendi anche ai dipendenti interdetti. La denuncia è del direttore generale. Sentiamo. L'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha continuato a pagare per anni i dipendenti condannati per reati di mafia o di altra natura e comunque interdetti dai pubblici uffici e che quindi dovevano essere licenziati. È l'incredibile denuncia presentata alla Procura della Repubblica dal direttore generale dell'ASP, Giacomino Brancati. Tra i nomi che figurano nell'elenco dei beneficiari per un certo periodo c'è anche quello di Alessandro Marcianò, il caposala dell'ospedale di Locri, condannato all'ergastolo con l'accusa di essere stato il mandante dell'omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale Franco Fortugno. Noi abbiamo verificato la presenza di anomalie amministrative nell'occasione della verifica straordinaria della dotazione organica, atto che dovevamo compiere con la direzione sanitaria e la direzione amministrativa per la definizione della nuova organizzazione aziendale dettata dall'atto aziendale. In questa maniera ci siamo accorti delle anomalie per alcune persone che quindi abbiamo poi approfondito con gli uffici e abbiamo verificato questa particolarità.
In un caso l'ASP Regina ha pagato per 10 anni di fila stipendi non dovuti, adesso si dovrà attivare anche la segnalazione alla Corte dei Conti e verificare se si sia trattato solo di una banale distrazione o di una pratica messa in atto fraudolentemente. In ogni caso qualcuno è responsabile di quanto è accaduto. Adesso abbiamo iniziato le azioni di recupero, quindi con una quantificazione e poi anche l'eventuale avvio di azioni di responsabilità se ce ne sono gli estremi. 5 commercianti denunciati dalla Guardia di Finanza a Locri avrebbero evaso 12 milioni di euro, in 20 anni non avrebbero versato all'erario i debiti d'imposta. Oltre 12 milioni e mezzo di euro è il risultato di una maxi evasione fiscale commessa da 3 aziende che operano nel settore del commercio intracomunitario di bestiame. Le 3 aziende con sede in alcuni centri della Locride sarebbero collegate tra loro e da tempo erano finite sotto la lente di ingrandimento della compagnia della Guardia di Finanza di Locri. Le Fiamme Gialle, attraverso un'attività investigativa caratterizzata da molti riscontri sui rapporti con clienti e fornitori, sono riuscite ad accertare un non dichiarato di oltre, come detto, 12 milioni e mezzo di euro. Intensa anche l'attività di riscontro sugli atti amministrativi e sanitari riconducibili alle 3 aziende. Il meccanismo era questo: veniva acquistato bestiame da soggetti non patrimonialmente individuabili, il bestiame poi entrava nella disponibilità dei titolari delle aziende, ma si ometteva di versare i debiti di imposta. Il risultato: un guadagno per mancata dichiarazione all'erario di oltre 8 milioni e mezzo di euro. Inoltre, tra loro gli indagati avevano creato un giro di fatture false su operazioni inesistenti con un guadagno illecito di oltre 11 milioni. Alla fine 5 persone sono state denunciate per vari reati tributari. La più grave contestazione comunque è quella di associazione per delinquere. I carabinieri hanno arrestato 3 persone a Reggio Calabria con l'accusa di violenza e minacce. I 3 avrebbero aggredito un commerciante ambulante per costringerlo ad abbandonare la postazione nei mercati rionali. I sospetti c'erano da tempo, anzi si era quasi certi che i mercati rionali di Largo Botteghella e Piazza del Popolo a Reggio Calabria fossero appannaggio di una cerchia ristretta di individui capaci di fare il bello e il cattivo tempo. L'arresto di 3 persone, 2 marocchini e un italiano, adesso dà solidità a quelle appunto che erano quasi certezze. Sarebbero stati Anur Azazi, 34 anni marocchino, Abdrazak Azazi, 59 anni, pure lui marocchino, e Gabriele Foti, 26 anni, tutti residenti a Reggio Calabria, a decidere chi poteva o no lavorare all'interno dei mercatini, e chi si opponeva a queste, chiamiamole, regole subiva pesantissime ritorsioni. Ne sa qualcosa un ambulante venditore di scarpe che per non avere ceduto aveva subito 4 aggressioni, nell'ultima addirittura con un furgone gli avevano distrutto la bancarella. Tutto questo probabilmente di fronte a testimoni inermi, ma i 3, almeno per ora 3, hanno dovuto fare i conti con i carabinieri del comando provinciale che, al termine di una complessa attività di indagine sostenuta dai militari dello squadrone eliportato Calabria, sono riusciti a trovare elementi solidi per fermare quello che possiamo definire un autentico inferno. I 2 Azazi e Foti sono stati rinchiusi nel carcere di San Pietro. Per loro contestazioni gravissime: estorsione, lesioni personali, illecita concorrenza con violenza e minacce, anche di morte, aggravate dalle modalità mafiose. Altri fatti, altre storie, i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. €1 per ogni cassetta di mandarini raccolti da manodopera extracomunitaria è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Monte Giordano nell'ambito di un'operazione finalizzata alla repressione del fenomeno del caporalato, che ha portato all'arresto di una persona e alla denuncia di altre 7. Dalle indagini è emerso che gli stranieri erano diretti in Basilicata per essere impiegati nei lavori agricoli. Oltre 2000 pneumatici usati depositati illegalmente sono stati sequestrati all'interno della stazione di rifornimento carburanti di Germaneto a Catanzaro dai carabinieri forestali, che hanno denunciato 4 persone. Il materiale veniva depositato nell'area di servizio in attesa di essere smaltito. Alle persone denunciate e contestati reati in violazione del testo unico sull'ambiente.
In fiamme cartoni e pedane in legno situate all'esterno di un capannone per la produzione di maglieria intima alla Mezzia Terme. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'interno del capannone, dove sono custodite attrezzature e stoffe per la produzione. In corso accertamenti per risalire alle cause del rogo. 2 nuove rotte aeree della compagnia low cost Volotea collegheranno per il periodo estivo l'aeroporto di Lamezia Terme con gli scali di Genova e Verona, lo rende noto la Sacal. I nuovi voli collegheranno la Calabria con il Veneto e la Liguria rispettivamente dal 26 e il 27 maggio, con 2 voli alla settimana per tratta e un totale di 13.350 biglietti disponibili verso la città veneta e 9.750 verso quella ligure. Province calabresi in subbuglio, i presidenti minacciano proteste di chiudere gli enti se andrà avanti il riparto dei fondi stanziati. Domani giorno decisivo per questa vicenda. Province calabresi a rischio chiusura, lo temono i presidenti degli enti intermedi della nostra regione, che lanciano l'allarme a poche ore dalla riunione della conferenza Stato-Città che vaglierà la proposta di riparto del fondo da 317 milioni previsto dalla legge bilancio 2018. Secondo la ripartizione prevista dal governo, spiegano i presidenti, nessuno dei 4 enti intermedi della nostra regione potrà approvare l'importante strumento finanziario a causa dei fondi insufficienti. Vibo Valentia è già in sofferenza perché è in dissesto, Crotone è in predissesto, Cosenza e Catanzaro si troveranno nelle condizioni di governare in gestione provvisoria. Le 4 province calabresi, quindi, vedranno compromessa seriamente la capacità di svolgere e mantenere i servizi da erogare, con l'impossibilità di garantire la sicurezza di strade e scuole. I presidenti delle province calabresi nei prossimi giorni si attiveranno con le altre UPI regionali per verificare la possibilità di difendere la sopravvivenza delle province, la cui centralità funzionale è stata sancita anche dal referendum del 4 dicembre 2016, che ne sancisce la permanenza in Costituzione, tanto da rivolgersi agli organi giudiziari competenti per invalidare il provvedimento del governo. Le province, negli ultimi 3 anni, hanno difeso la tenuta di questi enti, che si sono confermati un riferimento fondamentale per i territori e le comunità locali, a partire dai sindaci, tutelando con i denti l'erogazione dei servizi, considerando una priorità la sicurezza di migliaia di chilometri di strade e delle scuole, con risorse ogni anno più scarse e una macchina amministrativa assottigliata dalla mancanza di turnover. Per i presidenti delle province, il fondo di riequilibrio triennale di almeno 30 milioni, proposto per risolvere le criticità delle 3 province in dissesto e delle 10 in predissesto, indotto dalle manovre economiche, verrà vanificato da questa ripartizione effettuata in ossequio ad uno sterile e ingiusto taglio ragionieristico. Sono stati applicati algoritmi che premiano le province del nord, denunciano i presidenti, che si dicono pronti a difendere le prerogative e i diritti dei cittadini calabresi impugnando gli atti approvati dal governo nelle sedi opportune. Alla Mezzia Terme è presentato il nuovo sistema di allertamento meteo regionale, coinvolti sindaci e funzionari comunali. Il responsabile della protezione civile ai nostri microfoni dice il cambiamento è culturale. Verde, giallo, arancione e rosso i colori sull'allerta meteo che i comuni dovranno tenere bene a mente. Questo poster lo troverete in tutti i municipi. È entrata in vigore anche in Calabria la direttiva nazionale sul nuovo sistema che indica il grado di pericolosità delle piogge con istruzioni precise da seguire per i sindaci. Che devono fare ad esempio quando l'allerta è giallo, arancione? Per esempio in base ai livelli d'allerta devono per esempio chiudere i sottopassi, chiudere le strade che possono essere invase dall'acqua dei fiumi e quindi ammazzare qualcuno e fare tutta una serie di attività, mi viene in mente anche in prossimità dei corsi d'acqua, fare sgomberare le case che stanno nei seminterrati. Abbiamo visto a Livorno sono morte 15 persone nelle zone prossime ai fiumi nei seminterrati. Quindi una serie di attività che sicuramente possono migliorare il livello di organizzazione, la pianificazione dell'emergenza. L'incontro tecnico alla Mezzia Terme per la formazione di primi cittadini, segretari e tecnici comunali calabresi, la presenza di esperti e la costruzione di una rete capace in una terra ad alto rischio idrogeologico di pianificare le emergenze. La svolta, lo sottolinea il capo della Protezione Civile regionale e culturale. Dalla cultura del fatalismo, degli scongiuri, alla pianificazione dell'emergenza, secondo criteri molto rigidi e molto stretti. Un romanzo ispirato alla Divina Commedia è stato scritto dallo storico cosentino Coriolano Martirano, la presentazione ufficiale ieri sera.
La Fondazione Carical ha inaugurato la stagione 2018 della rassegna Scrittori al Parco degli Enotri con la presentazione del libro di Coriolano Martirano Il ben ch'io vi trovai. Un progetto che abbiamo ideato alcuni anni fa e che portiamo avanti annualmente con la convinzione originaria che si tratta di un'iniziativa che a lungo andare può produrre effetti positivi per quanto riguarda l'incontro con la lettura, che oggi è scarsamente frequentata. Il ben ch'io vi trovai è un romanzo storico dal titolo dantesco. Ripropone infatti un verso del primo canto dell'Inferno della Divina Commedia. La trama si snoda in un viaggio nella storia del Cinquecento che arriva a Venezia passando da Rossano. Il romanzo è incentrato su due figure importanti della cultura cosentina, Sertorio Quattromani e la nipote Lucrezia della Valle. Sono loro infatti i protagonisti della consegna di un manoscritto della Divina Commedia all'allora patriarca di Venezia Pietro Bembo. È un romanzo, non è un libro di storia, ma è un romanzo che si poggia su uomini storici e di più su quelle necessità di trovare in quello che non esce fuori dai cassetti la verità. Ecco, il problema è questo. Il problema è vedere nella metà del Cinquecento, in un momento veramente difficile per il Regno di Napoli, nel passaggio del potere, è necessario vedere il ruolo della nostra città ed è stato un ruolo di primo ordine. E adesso il meteo, le previsioni per le prossime ore, vediamo. Benvenuti nello spazio delle previsioni del tempo a cura dello staff di Meteo in Calabria. Una circolazione ciclonica tra penisola iberica, Marocco e Algeria, alimentata da aria fredda proveniente dall'Europa orientale, mantiene attivo un tempo perturbato sul Mediterraneo centro-occidentale, fino ai settori tirrenici centro-settentrionali della nostra penisola. Sulla Calabria si intensificheranno correnti da scirocco che indurranno della variabilità e qualche pioggia sui settori ionici. Diamo ora uno sguardo nel dettaglio sul tempo previsto sulla Calabria nelle prossime ore. Mercoledì avremo iniziali condizioni di cielo sereno poco nuvoloso. Nel corso della giornata avremo aumento della nuvolosità a partire dai settori tirrenici, con piogge sparse tra deboli e moderate tra Cosentino, Catanzarese e Vibonese. Temperature in graduale calo dalla serata. Diamo ora uno sguardo al comportamento dei mari e dei venti. Mercoledì i venti saranno ovunque in rotazione da libeccio, moderati, con mare molto mosso il Tirreno centro-settentrionale e lo Ionio, mosso il Tirreno Vibonese e Regino. Prima di chiudere vi rinnovo il solito invito a consultare il nostro portale online all'indirizzo www.metoincalabria.it e la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/metoincalabria, dove potrete interagire direttamente con lo staff di Meteo in Calabria. Anche per oggi è tutto, arrivederci al prossimo appuntamento. A proposito della notizia di apertura, ossia la vicenda dell'Ei Soccorso, al fine di dare una corretta informazione si ritiene opportuno precisare che le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto dirigenti della sanità regionale non inficiano l'erogazione del servizio di Ei Soccorso attualmente garantito sul territorio regionale, che pertanto continuerà ad essere regolarmente svolto. Lo ha riferito il dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione, Bruno Zito. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.